Grazie, buonasera a tutti. Io è un paio di mesi dal deposito della sentenza del Consiglio di Stato il 23 maggio scorso che giro un po' il Polesine, anche fuori del Polesine, semplicemente per portare una testimonianza e per ricordare a chi lo vuol sentire, agli amministratori locali, agli operatori economici, alle organizzazioni sindacali, ai cittadini, quello che è stato accertato in due processi che ho avuto la possibilità di seguire. Un processo penale che si è concluso il 27 aprile scorso davanti alla Corte di Cassazione e che ha riguardato l'inquinamento della centrale di Portopolo e del suo funzionamento ad olio combustibile tra il 1999 e il 2005 e il processo che si è concluso davanti al Consiglio di Stato con la sentenza prima citata riguardante l'autorizzazione e la valutazione di impatto ambientale per il progetto di trasformazione a carbone di questa centrale. Credo che mai come in questo caso sia adatta per tracciare una linea di condotta per il futuro una massima che dovrebbero seguire, una massima che è un po' una regola aurea dovrebbe essere per gli operatori e per il mondo politico, e cioè conoscere per deliberare, diceva Luigi Einaudi. E invece in molti incontri ai quali partecipo mi pare che si parli di qualcosa, quando si parla della centrale di Portotolo e del suo futuro, si parla di qualcosa di una centrale calata dall'alto che arrivi improvvisamente in un'area che nulla conosce degli impatti sul territorio. E invece c'è stato un processo penale nel quale si sono accertate in modo definitivo alcune cose. Si è accertato che per anni questa centrale nella centrale di Portotolle, nel funzionamento ad olio combustibile, è stata scelta deliberatamente una qualità di combustibile particolarmente scadente, con la consapevolezza che alimentando questa centrale con questo olio combustibile particolarmente scadente vi fossero state delle emissioni e delle ricadute che avrebbero provocato un danneggiamento dell'ambiente e del territorio. In questo processo si è accertato in modo definitivo che è stata fatta la scelta deliberata di non ambientalizzare la centrale di Portotolo, cioè di non adeguarla a limiti che nel nostro paese erano stati imposti per tutti gli altri impianti nel 1990 e qui sono stati imposti soltanto nel 2005. In questo processo si è accertato che la centrale di Portotolo è stata tenuta priva delle tecnologie di contenimento delle emissioni che erano state adottate da Enel in tutte le altre centrali italiane ad olio combustibile. In questo processo si è accertato che per lunghi periodi è stata fatta la scelta deliberata di diminuire la manutenzione di questa centrale. È stata fatta la scelta deliberata di ignorare la legge regionale istitutiva del Parco del Delta del Po che nel 1997 aveva imposto la trasformazione a gas o a combustibile di vario minore inquinamento. Tutte queste scelte, ancora accertate in via definitiva alla Cassazione, sono imputabili ai vertici aziendali. È una scelta, sono state tutte scelte strategiche della società capogruppo di Enel SpA. E ancora si è verificato e accertato in modo definitivo che da queste scelte strategiche di Enel SpA non sono derivati soltanto i reati per i quali c'è stato un accertamento definitivo di violazione della normativa sull'inquinamento, ma è derivato un danneggiamento grave ai beni privati, alle aziende, all'ambiente del territorio del Delta del Po, stimato in diversi milioni di euro, e soltanto in minima parte è stato risarcito ad oggi
da Enel SpA. Pensate che il danno allo Stato, per il danno ambientale allo Stato, non è stato ad oggi risarcito un solo euro. Questa, nel convegno Grandi Fiumi, il coordinatore di quel tavolo ha definito questa mia carrellata come un opportuno atto d'accusa, un'opportuna requisitoria. Ecco, voglio precisare che quello che ho appena citato non è una requisitoria, questo è quello che ha accertato in modo definitivo la giustizia italiana. Questa è la verità storica e nessuno finora può smentire quello che è stato scritto nelle sentenze che sono passate in giudicato. Questa, si dirà, è la storia passata della centrale, però è una storia che dice molto innanzitutto sulla credibilità di Enel, sulla credibilità dell'interlocutore che abbiamo davanti. Poi dice molto della considerazione che questo interlocutore ha di questa comunità e di questo territorio. L'ultima delle ultime centrali italiane ad essere adeguata alla normativa sull'inquinamento. Polesine è stato trattato come l'ultimo degli ultimi. E poi spiega anche quali siano purtroppo le scarsissime capacità di controllo e di effettiva vigilanza su questo impianto che hanno avuto gli organi pubblici. A me piace leggere, spero che adesso mi interromperete se poi non ce ne sarà il tempo, ma io vi leggo 2 pagine della sentenza di primo grado che secondo me andrebbe letta nelle scuole polesane, perché la storia della centrale è in qualche modo una storia paradigmatica del nostro territorio in questi ultimi anni. E leggo dalla sentenza. Si dirà del senso di solitudine che provavano i cittadini del Delta a causa principalmente dell'atteggiamento di chiusura di Enel, che negava ogni responsabilità e rifiutava di informare esaurentemente gli interessati, ma per quello che è emerso nel processo, neppure il comportamento degli enti e organismi pubblici ha corrisposto ai bisogni dei cittadini, che non hanno trovato nei comuni e negli altri enti e istituzioni in grado di confrontarsi alla pari con Enel, troppa essendo la sproporzione per disponibilità finanziaria, peso economico, influenza politica. In sostanza è risultato che le dimensioni della società Enel rispetto ai piccoli paesi della zona erano e sono ancora, come è emerso al processo, tali da influire anche sul funzionamento delle istituzioni, dimostratesi non in grado di esercitare le funzioni di controllo, prevenzione, vigilanza e indirizzo rispetto ad una realtà troppo più grande di loro. È emblematico il caso di Porto Tolle. E voi sapete qual è la situazione a Porto Tolle, ancora oggi, con un consiglio comunale in cui siedono 5 persone che sono dipendenti di Enel, una giunta comunale in cui siedono 2 assessori, il vice sindaco, dipendenti di Enel. In qualsiasi paese in cui si avesse a cuore la democrazia, è evidente che non si mette il dipendente del controllato a esercitare il controllo. E io mi aspetto un intervento finalmente da parte quantomeno della prefettura o del Ministero degli Interni per chiarire qual è la situazione di queste 5 persone che esercitano continuativamente i loro incarichi pubblici e allo stesso tempo sono retribuiti, legittimamente retribuiti da Enel SpA. Il processo penale di cui vi ho parlato ha riguardato l'impatto sull'ambiente, che è stato gravissimo e non ancora risarcito, ma c'è anche tutto un aspetto di impatto sanitario che non conosciamo, e non lo conosciamo perché l'indagine epidemiologica che avrebbe dovuto essere condotta per monitorare lo stato di salute della popolazione del Delta del Po è stata improvvisamente